Ciao a tutti, oggi voglio farvi vedere come si cambiano le pastiglie dei freni di un Honda SVT 400. Innanzitutto togliamo la pinza, svitando questi due viti, e poi la sfiliamo. Una volta che abbiamo in mano la pinza, svitiamo questa vite, che fa da perno per le due pastiglie. Stiamo attenti che in fondo c'è un o-ring che è meglio non rompere. Poi togliamo le due pastiglie. A questo punto facciamo rientrare i pistoncini nella pinza per dare posto alle pastiglie nuove, che sono più spesse. Le pastiglie vecchie togliamo il paracalore e le mettiamo su quelle nuove. Così. Una. Prima di montare le pastiglie diamo una soffiatina alla pinza per togliere la polvere e puliamo il perno con un po' di carta vetrata, stando sempre attenti a non rompere l'o-ring in punta. Una volta fatto questo andiamo a rimettere le pastiglie. Stando attenti di mettere nella propria sera in fondo questo gancio e rimettiamo il perno. Una volta serrata questa vite andiamo a riagganciare la pinza e rimettiamo le due viti. È tutto, abbiamo finito. Ovviamente andremo a stringere tutte e tre le viti e magari a mettere anche un goccio di bloccante per viti a queste due. Seguitemi su Facebook e anche iscrivetevi al mio canale su YouTube. Grazie a tutti, alla prossima.